Fa tappa a Venezia il progetto Sognando Itaca, organizzato dall'AIL per parlare dell'importanza della riabilitazione psicosociale nel percorso di cura dei pazienti oncoematologici. Federica Riva e Paolo Colombatti. Fa tappa a Venezia il progetto Sognando Itaca realizzato da AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, per sottolineare l'importanza delle attività di riabilitazione psicosociale nel percorso di cura dei pazienti oncoematologici. A diffondere il messaggio il viaggio di una barca a vela lungo la costa adriatica. Partita il 10 giugno da Trieste, è arrivata in laguna alla Reale Società Canottieri Bucintoro ai magazzini del Sale, proprio nel giorno in cui se n'è andato Silvio Berlusconi, che a lungo ha combattuto contro la leucemia. È uno degli esempi dove, combattendo molto e avendo anche buone terapie, si possono stabilizzare delle situazioni per anni e anni e anni. Dimostra il progresso proprio delle terapie per queste malattie. Poi bisogna combattere, lui era un leone, questa è la notte. In ogni tappa l'equipaggio, formato da medici, infermieri e psicologi, fa provare l'esperienza della vela a un gruppo di malati. Noi mettiamo il malato al timone e, stando al timone, prende in mano il timone della barca, ma anche metaforicamente il timone della propria vita. Prova emozioni forti, emozioni nuove. In barca possono andare tutti, dai bambini agli adulti. È uno straordinario meccanismo che ha portato dei benefici incredibili. L'iniziativa arriverà anche a Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, Pescara, Trani, per concludersi il 23 giugno a Brindisi. Calcio, l'Hellas Verona